balzo di contagi e 5 decessi nelle ultime 24 ore. Morto a Rovigo un 54enne non vaccinato. Intanto via libera di AIFA l'utilizzo degli anticorpi monoclonali in tutti i pazienti Covid, non solo chi ha patologie pregresse. Un 51enne di Mira è morto 3 giorni dopo aver fatto il vaccino. La famiglia ha denunciato il fatto e ora la procura sta indagando per capire cosa sia accaduto. Al via le ispezioni negli ospedali coinvolti nella tragedia della morte del piccolo Giacomo, il bimbo di Portoviro morto dopo le visite nei nosocomi di Adria, Chioggia e Padova. Domani sarà eseguita l'autopsia. Senza stipendio e nella totale incertezza, i lavoratori del Mose hanno deciso insieme ai sindacati che faranno 4 ore di sciopero, il primo giorno in cui sarà effettuato il test di prove in vista della stagione delle acque alte. Cisterna di GPL a fuoco lungo la 4 tra Porto Gruaro e la Pisana, autostrada chiusa nel tratto interessato, pesanti disagi al traffico, super lavoro dei vigili del fuoco, alcune case evacuate. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla scogliera nei pressi del faro di Bibione per soccorrere una giovane donna caduta a testa in giù in mezzo a 2 massi dopo aver perso l'equilibrio. Il lungomare delle stelle quest'anno premia la leggenda dello sci Deborah Compagnoni, intitolato alla campionessa, un tratto del litorale che negli anni ha visto protagonisti tra gli altri Alberto Sordi e Andrea Bocelli. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano di questa edizione veneziana i temi del Covid, con un uomo di 54 anni che ha perso la vita proprio a causa del virus all'ospedale di Rovigo. Non era vaccinato e non aveva patologie pregresse, così ha sottolineato lo stesso governatore del Veneto Luca Zaia oggi a Marghera. Intanto sono in aumento le positività in tutta la regione e anche nel veneziano. Balzo in avanti dei contagi in Veneto, si contano infatti nelle ultime 24 ore 847 nuove positività, con un'incidenza rispetto ai tamponi eseguiti pari al 2%. Cala di 11 unità il numero dei ricoverati negli ospedali veneti, complessivamente 262, di cui 50 in terapia intensiva. Incremento anche nei decessi legati al Covid, 5 nelle ultime 24 ore. C'è stato un decesso anche questa notte a Rovigo. 54 anni, stamattina in riunione la dottoressa Simeonato ci ha riferito senza alcuna patologia, Covid puro. Si tratta di un paziente non vaccinato, come non sono immunizzate le 3 persone di 32, 57 e 71 anni ricoverate in questo momento in terapia intensiva a Rovigo. Intanto nelle ultime ore sul fronte vaccinazioni arrivano segnali positivi con un incremento delle prenotazioni e a proposito di immunizzazioni il 52,8% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto almeno una dose. Per quanto riguarda invece l'ipotesi di un terzo richiamo, Zaia ricorda i dati che arrivano da Israele che dimostrano che la terza dose riduce di 4 volte i sintomi gravi e di 10 volte l'ospedalizzazione. Poi aggiunge: se ci dovesse essere una terza dose non ce lo vengano a dire a dicembre o a gennaio, perché dopo è troppo tardi. Novità anche sul fronte degli anticorpi monoclonali, con il Veneto che ne utilizza il 50% di quelli somministrati in Italia. Dopo la decisione presa da AIFA lo scorso 8 agosto, nei prossimi giorni il dottor Flori invierà a tutte le ULSS e ai medici di base le nuove indicazioni. Prima era aperto a tutti dai 65 anni in su. Se avevi meno di 65 anni, per avere un'infusione di anticorpi monoclonali doveva avere, essere un grande obeso, avere il diabete o altre patologie. Con questa determinazione è aperto a tutti. Saranno i pazienti Covid su indicazione del proprio medico di base o in fase di contact tracing ad essere indirizzati all'utilizzo dei monoclonali. La somministrazione di monoclonali in Veneto ad oggi ci porta a dire che non c'è stata neanche una mortalità. E oggi a Marghera con Zaia c'era anche la dottoressa Francesca Russo, responsabile del Dipartimento di Prevenzione, che ha fatto il quadro della farmacosorveglianza legata alla somministrazione del vaccino contro il Covid. Le segnalazioni correlate temporalmente alla vaccinazione nella regione su circa 6 milioni di dosi sono state 15.000. Di questi 1.200 classificati come gravi.
Questi i risultati dell'osservatorio sul vaccino anti-Covid che in Veneto può contare oltre che sulla farmacovigilanza anche sul canale verde. Su 6 milioni di dosi somministrate nella nostra regione dunque sono state registrate 15.000 segnalazioni di reazioni avverse pari allo 0,25%, 1.200 quelle classificate come gravi, lo 0,02%. Tra queste ultime più della metà riguardano febbre alta. Ci sono stati poi casi di svenimenti, di dissenteria, 180 di trombosi, pochissimi invece quelli riferiti a reazioni allergiche. Tra gli eventi lievi rilevati emergono casi di febbre non alta, cefalea e mialgia. Altrettanto significativi i dati a livello nazionale. Su quasi 66 milioni di dosi ci sono state 84.322 segnalazioni di reazioni avverse. L'87% di queste sono state classificate come non gravi. Sono segnalazioni che sono correlate da un punto di vista temporale. Poi viene fatta una valutazione su quello che era lo stato di base del soggetto, se quella reazione effettivamente è riportata a livello anche internazionale, per capire se oggettivamente può essere collegata al vaccino. Importante la distinzione tra correlazioni temporali delle reazioni segnalate rispetto al momento della vaccinazione e quelle causali. Differenziazione importante anche quando si parla di decessi. In questo momento in Italia si contano 498 morti correlate temporalmente all'inoculazione, di queste 7 correlate anche causalmente. In Veneto sono 38 i decessi con correlazione temporale. Attualmente in Veneto non abbiamo nessuna correlazione causale tra morte e vaccino. Si stanno valutando queste correlazioni temporali. È toccato poi al direttore della medicina dello sport dell'USL 2, il cardiologo Patrizio Sarto, mettere a confronto i dati sui casi di miocarditi e pericarditi legati al vaccino e quelli invece emersi dopo il Covid. I dati italiani sono circa 3-4 per milione di dosi inoculate, quindi stiamo parlando di un dato molto contenuto. Ben diverse le percentuali di miocarditi dovuti alla malattia da coronavirus. Noi stessi abbiamo pubblicato qualche mese fa un lavoro con l'Università di Siena dove abbiamo avuto il 3,3% di casi di miopericardite nella popolazione di atleti che abbiano avuto il Covid. Quindi siamo 1,3%, intorno al 3% rispetto a 0,00 contro il vaccino. C'è poi la vicenda personale di Alessandro Cavarretta, 51enne di Mira, morto 3 giorni dopo aver fatto il vaccino. La famiglia ha denunciato il fatto e ora la Procura della Repubblica sta svolgendo accertamenti per capire cosa sia accaduto. Tra l'altro i carabinieri dei NAS di Venezia hanno sequestrato una fiala del siero inoculato all'uomo, ma facciamo il punto nel servizio. Lo scorso 18 agosto ha fatto il vaccino. 3 giorni dopo Alessandro Cavarretta, 51enne di Mira, è morto. La Procura di Venezia sta svolgendo gli accertamenti per verificare la denuncia esposta dalla famiglia ai carabinieri contro ignoti. Cavarretta si è vaccinato con Pfizer nel punto di Oriago. Dopo qualche ora aveva già la febbre alta e il gonfiore alle gambe. È stato visitato dal medico di base che gli avrebbe prescritto un farmaco, ma il 21 agosto la situazione sarebbe precipitata. I familiari hanno spiegato che il 51enne non riusciva a svegliarsi, quindi hanno chiamato il 118. Una volta giunti sul posto, i sanitari hanno tentato il massaggio cardiaco, ma ormai era tardi. Al momento l'ipotesi più probabile è che il decesso sia sopraggiunto per una tromboembolia, ma saranno gli esami e l'autopsia a confermarlo. Sono diversi gli aspetti che la magistratura dovrà chiarire: se la vaccinazione e l'anamnesi siano state effettuate correttamente, se l'uomo soffrisse di patologie pregresse e se sia stato fatto il possibile per salvarlo. L'ULSS 3 ha comunicato di essere disponibile a ogni collaborazione perché sia fatta chiarezza e si stringe ai familiari. Nell'interesse della campagna vaccinale in corso, comunica l'azienda sanitaria, andrà fatta ogni verifica su eventuali collegamenti tra la somministrazione del vaccino e la sintomatologia nei giorni successivi con l'esito infausto.
C'è poi un altro caso di cronaca che sta tenendo banco in queste ore. Parliamo della tragedia del piccolo Giacomo, il bimbo di 5 anni deceduto dopo le visite in 3 ospedali diversi del Veneto, Adria, Chioggia e infine Padova. Sono partite le prime ispezioni sia da parte della Regione che del Ministero e la Procura ha aperto un fascicolo. Entro la settimana poi sarà eseguita l'autopsia. Si parla già di domani. L'ispezione è iniziata questa mattina ed è in corso. Il primo pensiero è un pensiero di condoglianze alla famiglia, no, da parte nostra. Sono tragedie. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova conferma l'avvio dell'ispezione ordinata nelle scorse ore dal presidente Luca Zaia per far luce sulla morte del piccolo Giacomo Lionello, il bimbo di 5 anni di Portoviro, deceduto lunedì mattina dopo essere stato visitato in 3 diversi ospedali della regione. Anche a Chioggia ispettori al lavoro, mentre l'USL Polesana non rilascia dichiarazioni per quanto riguarda Adria, la prima struttura a cui si erano rivolti i genitori del piccolo, arrivato in ospedale con vomito e mal di pancia e dimesso con la diagnosi di gastroenterite. Il bimbo poi era stato portato dalla famiglia a Chioggia e da qui, dopo 3 arresti cardiaci, il trasferimento a Padova, dove è arrivato già in condizioni critiche e dove è deceduto nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Anche il ministro della Salute Roberto Speranza nelle scorse ore ha disposto l'invio di un'ispezione ministeriale negli ospedali. Secondo i familiari il bambino non soffriva di particolari patologie. Cosa abbia provocato il decesso del piccolo Giacomo lo chiarirà l'autopsia disposta dal pubblico ministero Marco Peraro. L'incarico è stato affidato al medico legale trevigiano Cindy Visentin. La procura di Padova ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento senza indagati, per formulare le accuse di reato. Si attenderanno gli esiti dell'esame autoptico che verrà svolto domani pomeriggio. E in queste ore abbiamo contattato anche l'avvocato della famiglia del piccolo Giacomo per capire com'è andata e quali saranno i prossimi passi. Si è svolta oggi la prima udienza tecnica sul caso del piccolo Giacomo, il bimbo di 5 anni di Portoviro, morto dopo le visite negli ospedali di Adria, Chioggia e Padova. Udienza in cui si è delineato il caso, è stata richiesta la documentazione clinica da parte dell'avvocato della difesa e si è deciso per l'autopsia. Siamo in una fase, come vi ho detto, di accertamento iniziale, quindi dobbiamo verificare, dobbiamo ancora acquisire la documentazione medica, tutto quello che riguarda appunto la fase degli accertamenti preliminari in sostanza. Quindi dallo status e quindi il pubblico ministero ha appunto aperto un procedimento proprio in ragione di questo, perché vuole vedere, capire, ovviamente i familiari, soprattutto i genitori, sono qui che stanno, i genitori che hanno già dato il consenso anche per l'espianto degli organi, quindi però siamo in una fase in cui attendiamo questi chiarimenti, queste evidenze, e domani speriamo di già saperne qualcosa in più. Ora dunque non resta che attendere. I prossimi passi sono quelli di attendere l'esito di questi accertamenti, avere la possibilità quindi di avere l'accesso di verificare tutta la documentazione medica e clinica che è stata, per quanto non è che ci sia grandi cose, perché stiamo parlando di qualcosa che si è in un lampo di 24 ore, di 36 ore massimo, insomma ci stiamo discutendo di questo. Quindi vedere, e dopodiché uno fa le sue valutazioni, la famiglia farà le sue valutazioni, con i nostri consulenti decideremo i passi da fare, come anche il pubblico ministero ovviamente, che sarà lui che deciderà anche cosa intende, come intende procedere. La cronaca sindacale con la protesta dei lavoratori del Mose che sono pronti allo sciopero. Abbiamo bisogno di far comprendere alle istituzioni, al governo e alla città che c'è un grosso problema che riguarda il Mose, un problema a breve termine. Il problema riguarda i lavoratori di Tetis, del Consorzio Venezia Nuova e di Comar, in difficoltà a causa dei lavori del Mose fermi da tempo. Per questo, alla luce di un incontro con i sindacati, hanno deciso di dare un segnale forte. Abbiamo proclamato 4 ore di sciopero in concomitanza della prima prova di sollevamento delle paratoie.
lavoratori. Lo facciamo per due motivi. Il primo è perché i lavoratori sono interessati, ad esempio, a un mancato pagamento degli stipendi, anche per 2 mesi in alcune aziende. Si sta parlando di cassa integrazione, sono già stati avviati delle fermate del lavoro attraverso cassa integrazione e FIS, ma nello stesso tempo non c'è una visione futura in merito all'autorità e al destino e al futuro occupazionale per questi 260 lavoratori delle 3 società, ai quali va anche aggiunto il problema di tutti quei lavoratori interessati nelle opere nell'indotto, pari a circa 1500 lavoratori, che in questo momento, nonostante i finanziamenti stabiliti dal governo e che sono arrivati, i cantieri sono ancora fermi. Lavoratori, tra l'altro, non facilmente sostituibili, viste le conoscenze specifiche in materia. Chiediamo da un lato la soluzione dei problemi immediati e quindi il pagamento degli stipendi e la certezza che riprendano i lavori del Mose, e dall'altro tempi e modi per la conclusione dei lavori e per la costituzione dell'autorità per la laguna e della società in house che è collegata all'autorità per la laguna. È l'autorità che deve occuparsi dell'intera salvaguardia della laguna di Venezia, e quindi da questo punto di vista è anche fondamentale per la stessa salvaguardia della città. Abbiamo già fatto un incontro con la Regione, in questi giorni stiamo chiedendo l'incontro anche al Comune, proprio perché crediamo che il tema dell'autorità non sia un tema che riguardi solo i lavoratori che vi sono occupati, ma riguardi l'intera città e quindi le istituzioni della città stessa. E riteniamo che quest'opera vada conclusa, quest'opera debba essere funzionante per il bene della città, per la salvaguardia della laguna, ma perché questo possa avvenire è necessario che tutte le persone che lavorano vengano retribuite regolarmente, perché solo così potremo avere la certezza che i lavori andranno avanti, che i lavori termineranno e che l'opera funzionerà. Torniamo alla cronaca con la cisterna di GPL andata a fuoco oggi sulla 4, pesantissimi i disagi al traffico e super lavoro per i vigili del fuoco. L'autostrada chiusa in entrambe le direzioni con i pesanti disagi al traffico e quel rimorchio annerito e ancora fumante appena dopo l'intervento provvidenziale dei vigili del fuoco. Scenario di un'altra giornata di passione lungo la 4 nel tratto più critico, quello tra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste. Un disastro sfiorato, in fiamme una cisterna carica di GPL. Scattato l'allarme dell'autostrada dopo le 11, i pompieri sono arrivati sul posto con molta difficoltà per il traffico congestionato da Latisana, Portogruaro, Sandona di Piave, Udine, Pordenone e Mestre con 3 autopompe, 5 autobotti, il carro NBCR, nucleare, biologico, chimico e radiologico e 25 operatori. Sono riusciti a spegnere l'incendio che aveva coinvolto il gruppo valvolare, riuscendo anche a intercettare la perdita. A scopo cautelativo, le poche case circostanti sono state fatte evacuare. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Potrebbero essere state innescate dal fuoco scaturito da uno pneumatico posteriore per un probabile riscaldamento. La situazione è stata monitorata dall'alto dall'elicottero Drago 81, mentre il nucleo NBCR ha predisposto tutti i lavori preliminari per il travaso sul posto del GPL su un'altra autocisterna. Necessario per questo bloccare il traffico. Autovie ha disposto la chiusura dell'entrata di Latisana verso Venezia e dell'allacciamento A4-A28 in direzione Trieste. La concessionaria ha istituito l'uscita obbligatoria a Portogruaro per chi era diretto verso Trieste e quella di Latisana per chi viaggiava in direzione Venezia. Inevitabili le code. La riapertura dell'autostrada avverrà soltanto in tarda serata. E i vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi sulla scogliera nei pressi del faro di Bibiona, San Michele al Tagliamento, per soccorrere una giovane donna caduta testa in giù in mezzo a 2 massi dopo aver perso l'equilibrio. I pompieri arrivati da Lignano, Sabbiadoro e da Venezia con il personale sommozzatore sull'elicottero del reparto volo hanno lavorato circa 2 ore per liberare la ragazza finita con la testa incastrata fra i massi. Lo vedete dalle immagini. È stata poi assistita dal personale del SUEM 118 e portata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Mentre a Kabul, lo vediamo quotidianamente, il caos regna sovrano, l'avvocato veneziano Marco Sitrani impegnato nel far rientrare in Italia mogli, mariti, bambini per il ricongiungimento familiare e lancia un appello.
Io sono da mesi che sto cercando di ottenere ricongiungimenti familiari con cittadini afghani residenti in Italia e sotto la protezione internazionale. Ovviamente con l'aggravarsi della crisi e il precipitare degli eventi ho cercato di accelerare le pratiche di espatrio per questi familiari che sono per lo più mogli e figli, mogli tra le quali molte insegnanti sotto il mirino dei talebani. Da tempo l'avvocato veneziano Marco Citran si occupa di ricongiungimenti familiari di afghani in Italia. La scorsa notte è riuscito a far rientrare una mamma con 2 bambini che dovevano raggiungere il papà sotto protezione internazionale che vive e lavora con regolare permesso in Italia. Ma la situazione è drammatica e, si appella a Citran, serve la collaborazione di tutti. Ci sono altre famiglie disperate, mogli insegnanti di afghani in Italia che non riescono neanche a raggiungere l'aeroporto perché c'è una fila interminabile, ci vogliono giorni per arrivare all'aeroporto, che è l'unica via di salvezza in questo momento per chi ha diritto o è sotto la protezione umanitaria. L'importante è arrivare all'aeroporto e faccio un appello alle istituzioni perché capiscano che oltre a chi ha collaborato con il governo e che ha necessariamente bisogno di protezione, ci sono anche i familiari di molti afghani residenti legalmente in Italia che soffrono e vivono delle situazioni di gravissimo pericolo. In particolare per le donne insegnanti. L'aspetto queste donne di cui io mi sto occupando, di questi nuclei familiari, le mogli che sono ancora nelle vicinanze, nei pressi dell'aeroporto di Kabul, sono insegnanti e gli insegnanti sono ovviamente donne, sono le più esposte alle possibili ritorsioni dei talebani. Ritorniamo sul litorale. Riguardo la manifestazione Jesolo Air Show 2021 che dovrebbe svolgersi a settembre, si precisa che l'ULSS 4 non ha avanzato alcuna prescrizione al comune di Jesolo. In una lettera formalizzata al sindaco è stato chiesto di assicurare il rispetto delle misure anti-Covid come previste dal decreto legge dello scorso aprile, norme che prevedono i noti adempimenti volti a limitare la circolazione del virus come il distanziamento, l'accesso all'evento a persone munite di certificazione e altro. E rimaniamo a Jesolo perché è stato un pomeriggio di festa con la campionessa, la grande sciatrice Deborah Compagnoni, che è diventata la nuova stella del lungomare. Jesolo ha intitolato alla sciatrice alpina Deborah Compagnoni un tratto di lungomare delle stelle. Dopo l'edizione 2020 dedicata alla sanità d'Italia per l'impegno nella lotta al Covid-19, Jesolo sceglie la Compagnoni per testimoniare la vicinanza al comparto montano e promuovere la ripartenza del settore provato dai lunghi mesi di chiusura per colpa della pandemia, in attesa del grande appuntamento del 2026 con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. È un onore, è una bellissima giornata questa. Da Bocelli ad Alberto Sordi ed ora un tratto dedicato alla sciatrice più premiata in Italia. Ma lei non si sente una star. Rimanere se stessi e normali in quello che si è poi in tutti i giorni conta di più. 3 medaglie d'oro e un argento alle Olimpiadi invernali, poi le conquiste nella Coppa del Mondo, tutte nelle discipline dello slalom, supergigante, gigante e speciale. In totale 44 podi con ben 16 vittorie tra il 1992 e il 1998. La campionessa a fine carriera si è sempre profusa anche per l'impegno nell'ambito del sociale. Quest'anno abbiamo scelto la Compagnoni per 2 motivi. Prima di tutto perché è una grande campionessa pluripremiata e seconda cosa perché il suo cascello è destinato alla città della speranza. Una cifra significativa che servirà a coprire un'intera annualità del salario di una dottoranda di ricerca, quindi una ragazza molto giovane che ha deciso di dedicare 3 anni della sua vita alla ricerca. E nello specifico questo progetto riguarda la ricerca sul neuroblastoma, un tumore pediatrico purtroppo molto aggressivo. Insomma, una stella da tutti i punti di vista. Chiudiamo così la nostra edizione veneziana. Ci sono le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Bentrovati
al meteo. Pressione atmosferica in genere stabile, con tempo buono sul nostro territorio, ma vediamo con l'aiuto della nostra grafica la situazione di giovedì 26 agosto. Sul Veneto sarà una giornata ampiamente soleggiata, in pianura cielo sereno o al più poco nuvoloso. In montagna e sui settori più nord-orientali probabile aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, specie a fine giornata, quando non sono esclusi anche dei rovesci. Vediamo anche le temperature, minime tra 12 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 24 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole come vediamo un po' su tutti i settori, qualche addensamento sui rilievi con occasionali temporali associati. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 25 e i 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, acquazzoni sui settori esteri di confine, asciutto e soleggiato invece altrove. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antena 3.